Sono 106 i nuovi funzionari assunti dalla Regione Siciliana con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2022 per il ricambio generazionale. Nella sede dell'assessorato della funzione pubblica a Palermo, il Presidente della Regione ha dato il benvenuto ai nuovi dipendenti che entreranno in servizio il prossimo 3 giugno, una volta completate le procedure di registrazione dei contratti di lavoro. Il Governatore ha inoltre ringraziato il personale del Dipartimento della Funzione Pubblica per aver accelerato i tempi burocratici necessari, presenti anche l'assessore e il dirigente generale del Dipartimento. Lo scorrimento delle graduatorie approvate tra agosto e ottobre del 2022 per 216 posti si è reso necessario per colmare i diversi ruoli dell'amministrazione regionale. Gli idonei che avevano inviato nei termini la documentazione necessaria per l'assunzione e che erano stati convocati per firmare i contratti erano 146. A firmare il contratto sono stati 7 avvocati, 11 posti disponibili, 13 agronomi su 17 posti disponibili, 39 funzionari amministrativi su 107, 8 informatici su 25 e 39 ingegneri su 56. Sono stati assunti anche 7 lavoratori delle cosiddette categorie protette, in 40 invece non si sono presentati alla convocazione o hanno rinunciato al momento della firma. Un nuovo scorrimento delle graduatorie sarà effettuato dopo l'approvazione del conto consuntivo della Regione per il completamento delle restanti 110 immissioni in servizio.